Amici di Directa Sport, buonasera dal Pala Sant'Oro. Siamo a circa 10 minuti dall'inizio della sfida tra Sardegna e Lions e il derby sassarese valevole per il girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Siamo in compagnia nel nostro prepartita di due ospiti, un dirigente per parte. Partirei per dovere di ospitalità, anche se fondamentalmente siamo tutti in casa, da Daniele Cau, dirigente delle Lions. Anzitutto le chiedo, e chiedo anche a lei, dato che andremo a rimbalzare da uno all'altro, anzitutto cosa vi aspettate da questo derby? Da questo derby ci aspettiamo ovviamente che le ragazze si impegnino. Una vittoria per noi è fondamentale, importantissima, stiamo dietro di loro in classifica e questa partita ci può portare avanti. Monichetti, dirigente della Sardegna. Beh, noi ci aspettiamo un derby, come un derby ce lo giocheremo sicuramente, come per tutti ovviamente, fa sempre piacere dover vincere un derby in modo particolare. Ecco cosa ci aspettiamo, le ragazze si sono preparate, la palla è tonda. Riguardo invece al campionato, vi chiedo come reputate, come giudicate il vostro cammino fino a questo momento, se si è andati bene, se è andati come si doveva andare o se è andati peggio di quello che si pensava. Probabilmente rispetto alle aspettative iniziali c'è un pochino di, non dico delusione, però siamo un pochino sotto quelle che erano le aspettative. Però ancora ci sono diverse partite, le ragazze stanno crescendo, si stanno impegnando molto. La vittoria della settimana scorsa qua in casa contro Nuoro è stata fondamentale anche per il morale. Ci aspettiamo soprattutto buoni risultati nelle prossime partite. La classifica è quella che è, per andare in Serie A ormai è difficile perché solo la prima andrà a fare la pool, però l'importante è giocare, impegnarsi sempre di più, il progetto è per l'anno prossimo, vedremo. Signora? Noi rispetto alle aspettative penso di aver fatto veramente tanti risultati, anche perché non eravamo molto quotate. Ovviamente ci siamo scontrate con le squadre del nord, che sono squadre a livello di soldi, a livello di tante cose, di giocatrici, hanno straniere. Noi siamo in Sardegna, è un'isola, purtroppo già a livello finanziario è quello che è. Non è che noi abbiamo sponsor, qualcuno fortunatamente l'abbiamo anche trovato. Le ragazze ovviamente si impegnano, si sono impegnate veramente tanto e quindi adesso vediamo la classifica. Tutto sommato siamo stati anche contenti, perché? Ultima domanda per quello che mi riguarda, vi chiedo quanto è difficile, e se è difficile appunto, trovare motivazioni, vista anche la formula del campionato che non prevede retrocessioni e, ahimè, ma soprattutto ai voi, vi vede lontani da quel primo posto utile alla disputa dei playoff. Io credo che qualunque atleta quando va in campo non guarda la classifica, non guarda quello che è, guarda solo la partita, le motivazioni ce le ha dentro per giocare e per fare bene, in un derby soprattutto. Vabbè, ovviamente come tutte le partite si ha sempre delle ambizioni, perché nella vita si hanno delle ambizioni. Ce la giochiamo, ce la giocheremo e comunque le aspettative sono quelle che sono. Perfetto, noi ringraziamo Daniele Cau e Monichetti per averci fatto compagnia in questo rapido pre-partita. Lanciamo una piccola pausa pubblicitaria e ci sentiamo fra un paio di minuti circa per la diretta di Sardegna Lions. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura.
Amici di Directa Sport, siamo a Sassari, benvenuti al Pala Sant'Oru. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Sardegna Lions e il campionato di Serie A2 di pallamano femminile girone A. Squadre nei pressi del cerchio di centrocampo a ultimare gli ultimi saluti e gli ultimi convenevoli prima dell'inizio della sfida. Gli ordini delle signore Sara Rizzu e Pina Mulas. Andiamo a elencarvi l'elenco delle giocatrici a disposizione delle due compagini, partendo per dovere di ospitalità dalle oggi autogestite. Dopo vi spiegheremo perché Lions, che schierano con la numero 22 Ilenia H, con la numero 12 Antonella Lostia, con il numero 1 Marianna Mastino, con il numero 2 Marcella Crabolu, con il numero 4 Fatundi Aie, con il numero 7 Valeria Mazzitelli, con il numero 8 Sara Schianu, con il numero 9 Giara De Palmas, con l'11 Cristina Piras, col 13 Ramona Sandu, col 14 Cinzia Canova, col 19 Laura Dettori, 29 Francesca Tirocca, con il 27 Florentina Pastor. Dall'altra parte le padrone di casa, anche se di derby sassarese si tratta, della Sardegna, allenate da Barbara Tetti, che ha a sua disposizione la numero 28 Giulia Madau, la 20 Marta Marras, la 6 Veronica Piras, la 29 Piera Zorda, la numero 3 Paola De Lussu, la numero 19 Claudia Multineddu, la 99 Tania Pintus, la 1 Maria Laura Piu, la 70 Isabella Russo, col 78 c'è Domenica Sata, con il 26 Fabiana Idili. Tornata di campionato che si completa con le sfide tra Ferrarin e Leno e quella tra Crenna e Cumpetere Val Pellice. Riposa, essendo 7 le squadre a comporre il girone. Nuoro per una classifica che si va a comporre con Leno in testa a quota 25, 21 punti per Crenna, 15 per Nuoro, 10 per Cumpetere Val Pellice, 8 per Sardegna, 7 per Lions, 4 per Ferrari. Ricordiamo che la formazione di Barbara Tetti ha una partita in meno e attacca, mentre la partita è iniziata da destra a sinistra rispetto al nostro e vostro punto di osservazione, con un completo quasi interamente verde, se si fa eccezione per una banda bianca all'altezza delle spalle. È arrivato il primo gol della partita, a metterlo al segno è Giulia Madau, terzino del 2000. Arriva ora il primo attacco delle Lions, con Pastor che va a scambiare con Ndiaye. L'attacco della numero 77 si va dalla numero 11 Cristina Piras, si torna in uno scambio tra terzini da Ndiaye, però Piras che cerca spazio per una conclusione, finisce per forzarla. Tentativo con la mano destra che termina di poco alta sopra la traversa della porta della formazione oggi in casa, in quel secondo evento quotidiano dal Pala Sant'Oru nel palinsesto di Directa Sport, che nel pomeriggio vi ha trasmesso la sfida iniziata alle ore 18 tra Verde Azzurro e Selargius, valevole per il girone A del campionato di Serie A2. Stavolta però maschile. Attacca la Sardegna in vantaggio di un gol con la numero 78 Sata, che trova la via del gol. 2 attacchi, 2 reti per la formazione di Tetti. Ricordiamo che nei 2 scontri diretti le 2 squadre si sono divise la posta. La vittoria delle Lions con il punteggio di 33-18 nella sfida che potremmo definire di ritorno, 21-20 per la Sardegna, mentre arriva anche il primo gol della formazione allenata dall'oggi assente Francesco Cuccu. Abbiamo accennato all'inizio della sfida di una formazione in celeste e nero autogestita, non presenta nessuno in distinta di fatto nel ruolo di allenatore. Vediamo se si dimostrerà matura la formazione di Cuccu anche in assenza del suo mentore, mentre da una posizione difficile, con un angolo difficile, cerca la conclusione vincente Giulia Madau, non trova il fondo della rete. Qua Pastor apre per De Palmas, che si impegna per tenere in campo questo pallone e vi riesce. Piras per Pastor, che ragiona da centrale andando dal suo terzino sinistro Ndiaye. Prosegue questo giro palla perimetrale a circa 12-13 metri rispetto alla porta della formazione in casa. Qua c'è il taglio
in posizione di pivot per De Palmas, che viene premiata dall'assistenza di Pastor. È arrivato il fischio arbitrale, rimane dolorante a terra la numero 9 in maglia Lions, cresciuta nel vivaio della verde azzurro, con presenze in nazionale under 16 ma anche nel roster della Città dei Candelieri, scudettata nel campionato del 2006-2007, mentre arriva il tiro dai 6 metri per la formazione in trasferta, con Ramona Sandu che pareggia i conti a quota 2. Inizia il derby sui binari dell'equilibrio. Ora attacca la formazione in verde con la sua centrale, si va in ala sinistra per la conclusione di De Lussu, che viene ben neutralizzata dall'estremo difensore delle leonesse sassaresi, che hanno fatto, anche se il loro esordio sugli schermi di Diretta Sport, nella sfida, altro derby isolano contro Nuoro, che le ha viste trionfare dopo un primo tempo equilibrato. Attacca Pastor, va da Piras, le cui intenzioni vengono qua ben lette dalla sua diretta avversaria, che la ferma in maniera irregolare, concedendo il 9 metri alla formazione di Cuccu. Ndiaye va da Pastor, ancora per Piras, attenzione ancora a questo taglio in posizione di doppio pivot, c'è un fischio contro l'attacco Lions, allora può riorganizzare un attacco la formazione di Tetti, con Sata che cerca un varco centrale, va a forzare una conclusione, viene disturbata in maniera irregolare da Pastor, viene ammonita, cartellino giallo. Un Pastor che prova a galvanizzare sé e le sue compagne. Ora Zorda si va in ala da Pintus, poi si torna da Madau, si completa il giro palla perimetrale della formazione in trasferta. Ha provato la conclusione Zorda, uno dei tanti elementi di scuola verde azzurra, ex Sassari 76. Sassari 76, la società con cui si è fusa, da cui ha avuto origine la Sardegna, formazione che opera da poco ma che ultimamente ha visto i suoi risultati crescere decisamente. Qua prova ad attaccare Pastor, che viene fermata in maniera irregolare. 5 minuti 20 secondi abbondanti, anzi 35 secondi sul cronometro del primo tempo al Palasantoro, punteggio di 2-2, doppio parziale di 2-0 per le due squadre. Qua si allacciano due giocatrici, qua Pastor cerca spazio per la conclusione, viene abbrancata da De Lusso. Altro attacco per le Lions, con Pastor che prova a incrociare questa conclusione, blocca Maria Laura Piu, estremo difensore della formazione oggi in casa, mentre qua la conclusione di Madau, che preferisce tentare il tiro piuttosto che allargare il gioco in ala dove attendeva palla Pintus. Pastor per Ndiaye, ancora scambiano la 77 e la numero 4, Fatou Ndiaye, fresca quindicenne di classe 2003, la più giovane sul terreno di gioco. Ora Pastor si è spostata in posizione di terzino, si va in ala da Gerard De Palmas, angolo complicato anche per una mancina di livello come la numero 9 in maglia Lions. Sfera che termina oltre la linea di fondo senza costringere all'intervento Piu. Ora possono ancora attaccare le ragazze di Tetti con questo pallone di Zorda per Madau, riceve ancora in posizione di centrale la numero 29, si va da Sata, va a forzare la conclusione contro la difesa, l'opposizione difensiva di Cinzia Canova, prova a correre dall'altra parte con una palla lunga a cercare la corsa di Sandu, palla troppo lunga bloccata dall'estremo difensore della Sardegna. Qua tanto c'è un contatto falloso portato da Canova su Sata, arriva un altro cartellino giallo. Ricordiamo che la sfida è diretta dalle signore Sara Rizzu e Pina Mulas. 7 minuti 32 secondi, sempre 2-2 il parziale al Palasantura. Arriva il
fischio arbitrale a punire la difesa di Pastor. Si riparte dai 9 metri, ricezione di Zorda, presa difettosa di Madau, poi si va da Pintus che torna alla sua numero 28, tentativo di scarico in pivot, il raddoppio efficace della difesa Lions, scappa in contropiede De Palmas che si presenta solo davanti a Piu e la batte per il terzo gol della formazione reduce dalla vittoria nel derby con Nuoro. Dunque dopo il 2-0 della Sardegna è arrivato il contro parziale di 3-0 messo a segno dalla formazione dell'assente Cuccu. Abbiamo parlato di una sorta di autogestione in casa Lions. Abbiamo già ricordato, facciamo un'altra volta approfittando di questa pausa, che questa sfida si disputa tra la quinta e la sesta forza del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile, una sfida che vale per la supremazia cittadina. Ricordiamo anche quella che è la formula del campionato, che non prevede retrocessioni, è un solo ingresso alla post season per la promozione in A1, squadre molto lontane dalla vetta sia in termini di punti che in termini di posizioni da scalare. Dunque una sfida che vale per mettere esperienza in cascina, chilometri nel motore delle due squadre, e come già detto, perché la supremazia cittadina è sempre un qualcosa di particolare, che si è ripreso a giocare sul parquet del Palla Santoro con il tentativo di conclusione di Zorda sporcato da Pastor. Prova a correre la formazione di Cuccu, c'è una grandissima parata di Piu sul tentativo di Ramona Sandu in campo aperto. Un po' sempre colpa dell'attaccante in questi casi, ma l'intervento, il riflesso di Maria Laura Piu è stato veramente prodigioso. Portiere classe 97, nonostante la giovane età vanta già nel suo palmarès una finale scudetto e una di Coppa Italia con la città di Candeliere. Lei ha anche giocato a Teramo, attacca la Sardegna sotto di un gol con la chance per il pareggio, prova a liberarsi Satta, cerca la conclusione, trova il fondo della rete, il pareggio a quota 3, è arrivato il gol di Domenica Satta. 20 minuti 22 secondi all'intervallo al Palla Santoro, si prosegue sui binari dell'equilibrio con questo attacco delle Lions, il movimento di Sandu che taglia dall'ala ad occupare la posizione di pivot all'altezza dei 6 metri, invasione, poi palla persa in ripartenza dalla Sardegna. Pastor si libera di un'avversaria, poi viene fermata in maniera fallosa da Marta Marras. Si ripartirà con un tiro dai 7 metri in favore delle Lions, mentre abbandona il terreno di gioco Maria Laura Piu, mentre il tiro dai 7 metri verrà battuto. Tentativo di trasformazione sarà affidato a Giada De Palmas, a cui sfugge il pallone nell'ultimo secondo. Errore dai 7 metri per la numero 9 delle Lions. 19 minuti 32 secondi al termine del primo tempo al Palla Santoro. Il parziale è di parità a quota 3. Il taglio in posizione di pivot di De Lusso viene ben letto dalla difesa Lions, che ora provano a correre il campo. Buona difesa, transizione, si corre e arriva il gol di Cinzia Canova. 4-3, 19 minuti al termine. La ricezione in ala di Pintus che scambia con Madau, poi Zorda, ancora
dal suo terzino destro. Pintus in ala, prova ad attaccare Ndiaye mettendo palla per terra, poi va dalla sua numero 28 che finta di tornare in ala, trova un varco tra le maglie della difesa Lions, arriva il fischio del direttore di gara, il cartellino giallo anche per Ramona Sandu, il tentativo dai 7 metri per la formazione di Tetti sarà effettuato da Marta Marras, che trova il fondo della rete avversaria, e il gol della nuova parità, non la prima e probabilmente neanche l'ultima in questa gara, tanto 9 metri amministrato dalle Lions con Pastor che chiama evidentemente uno schema, va da Ndiaye la ricezione per Canova, per Pastor, prosegue questo scambio prolungato, viene fuori il pivot a ricevere, poi la palla per Ndiaye che mette palla per terra, si cerca un varco nella difesa ben schierata della Sardegna, 9 metri con Pastor da Canova per Ndiaye, per la sua numero 77, si va in ala da De Palmas che trova un varco, finisce per andare a tirare addosso a Piu, corre la Sardegna, prova in tuffo, grande parata da una parte, grande parata dall'altra, stavolta l'intervento è di Ilenia H, estremo difensore di valore, sicuramente due portieri di grande valore delle due squadre, due portieri dal passato prestigioso. Se prima vi abbiamo accennato al passato di Maria Laura Piu, ora è il turno, complice questa parata, di ricordarvi che Ilenia H è un estremo difensore classe 95 che vanta più di una presenza nella massima serie con la maglia di Nuoro. Pallamano sassarese che prova a rifiorire con le varie realtà turritane presenti nella seconda serie nazionale. Pensiamo alle due squadre che oggi si stanno affrontando in questo momento sul parquet del Palasantura, quella verde-azzurro di Patrizia Canu che è andata a battere Sellargius nella partita delle 18 senza tralasciare la Raimond di Vosca, oggi impegnata in trasferta sul campo del Leno alla caccia di una vittoria che può valere la permanenza in vetta solitaria. In caso contrario la formazione rosso-blu sarà agganciata dalla verde-azzurro, oggi vincente, una sorta di testa-coda con simile testa-coda con il Sellargius, mentre tanto si è ripreso a giocare sul parquet del Palasantur con Ndiaye che trova il varco per attaccare la difesa della Sardegna. Si è già ripartiti con un 9 metri con Pastor che forse va un po' a otturare gli spazi cercando Dettori, guadagna una 9 metri sui cui sviluppi va a concludere già De Palmas. Se prima aveva cercato il secondo palo, stavolta è andata a cercare il primo legno, il legno più vicino al punto da cui è partita la conclusione, colpito in pieno il palo, dunque il punteggio che resta sul 4 pari quando mancano 16 minuti e 32 secondi all'intervallo al Palasantur di questo derby finora equilibrato tra Lions e Sardegna. C'è un fischio tanto contro l'attacco della Sardegna che vanifica la conclusione che era stata vincente di Satta, dunque nuova chance offensiva per la formazione di Cuccu con Canova che viene fermata in maniera irregolare da Marta Marras. Marta Marras dal 2015 a vestire e difendere i colori della Sardegna. Attacca De Palmas che va a occupare la posizione di doppio pivot, quando Ndiaye manda a voto con una finta Satta. Arriva il gol delle Lions e il 2 minuti l'espulsione temporanea per Domenica Satta. Dunque il gol di Fatou Ndiaye, abbiamo raccontato di quanto questa ragazza sia la più giovane in campo, classe 2003, ha appena compiuto 15 anni. Tanto qua attacca la Sardegna con Pintus che prova a battere in 1 contro 1 la stessa numero 4 avversaria.
fallo sul capitano della formazione oggi in casa, motivo per cui si è ripreso con un 9 metri, prova Zorda che va da Madau, scarico in ala per Pintus, poi Madau schiaccia a terra, una conclusione forzandola un pelo, palla che batte sul parquet del Pala Santoro e termina la sua corsa oltre la linea di fondo, con le Lions che così hanno l'opportunità di raddoppiare il loro vantaggio, tutto quando abbiamo scavalcato, abbiamo oltrepassato la metà di questo primo tempo al Pala Santoro, che rimane a terra per le Lions. Pastor lamenta un colpo al naso nelle immediate vicinanze, si spiega con Giulia Madau, si ricompone la frattura se di frattura si è trattato, comunque si può riprendere a giocare sul parquet del palazzetto sassarese, con Pintus che riceve e scambia con Madau, si cambia fronte nell'attacco della Sardegna con De Lussu, che gira per Zorda, si va da Madau, Pintus completa il giro palla, cerca un varco la formazione di Tetti, la conclusione incrociata e vincente di Giulia Madau per il punto che vale il 5 pari. E qua Pastor si lamenta ancora per il contatto con un'avversaria, non manca di certo la fisicità in questo primo quarto di derby, che se n'è andato Pastor per Ndiaye, eccezione ancora in posizione di centrale della numero 77, palla un po' prevedibile e letta dalla difesa della Sardegna per De Palmas, non perde però il possesso, la possibilità di attaccare la formazione in maglia blu, altro scontro arrivato dopo il fischio, prime scintille in questo derby. Pastor riceve Canova, si va da Ndiaye passando ancora per Pastor, raddoppio sulla numero 4, per lei c'è anche uno scudetto Xen nella beach handball, non la prima e non l'unica ad aver avuto questo tipo di esperienza. Poi Pastor qua prova la conclusione da posizione di centrale, trova pronta all'intervento Maria Laura Piu, che fa distendere l'attacco delle sue. Sata va in ala per Marta Marras, la conclusione viene neutralizzata da H. Sata gira palla per Zorda, Madau, Pintus, ora Madau per Zorda, Sata si va da centrale a terzino e viceversa, ora in ala sinistra da Pintus che va dal suo pivot. Aveva trovato temporaneamente un varco l'attacco della Sardegna quando Marta Marras non ha avuto la prontezza di girarsi e concludere da posizione favorevole per battere la diretta avversaria. Qua Sata manda a vuoto la difesa di Laura Dettori, un paio di finte nonostante il notevole numero di centimetri che si porta a spasso questa ragazza, buona mobilità, perché è una classe 78, giocatrice dal passato prestigioso, mentre nel frattempo arriva la trasformazione dai 7 metri di Marta Marras per il vantaggio della Sardegna, dicevamo, di Domenica Sata, ex nazionale con 25 anni di carriera alle sue spalle, già stata allenata da Barbara Tetti ai tempi della Acciario Parodi. Per lei anche esperienze in Sicilia tra Regalbuto e San Giovanni La Punta, ma anche Teramo e Nuoro, acquisto di prestigio che fa fare il salto di qualità alla formazione allenata da Barbara Tetti e dalla presidentessa Edmonda Nocera. Punteggio di 6-5, non arriva il fischio dell'arbitro che forse avrebbero gradito le Lions, arriva invece l'esatto contrario, dunque nuova chance per attaccare per la Sardegna. Questo derby che rimane equilibrato e molto intenso, mette palla per terra ancora Sata, fa forza un po' la conclusione, batte davanti ad H che poi prova ad aprire il contropiede forzando e sbagliando ancora la misura di questa
apertura e regalando una nuova chance offensiva alla formazione in verde. Pintus che scarica per Madau, la ricezione in pivot per Marta Marras, il contatto falloso portatole da un avversario a porta, conduce la Sardegna a un tiro dai 7 metri sul cui sul punto di battuta si porta la stessa Marta Marras. Pass 99, incrocia la conclusione, H è battuta per la 7ª volta. 7-5 il parziale in favore delle padrone di casa. Ultimi 10 minuti di primo tempo al Pala Sant'Uru, la ricezione di Canova, Pastor poi si alza da distanza siderale, Francesca Tilocca trova l'opposizione vincente di Maria Laura Più che le nega così la gioia del gol. Qua brutta palla di Marras, ben letta da Pastor che può scappare in contropiede per mettere solo un gol di differenza tra le due squadre. Pastor batte Più imparabilmente, arriva ora il gol della giocatrice di maggiore esperienza delle Lions, quella Zucchi Pastor a Sassari dal 2007 nel suo palmarès, 2 scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe, 2 Handball Trophy, anche 2 ori nel Beach Handball nei World Games e negli Europei del 2009 in Norvegia. Qua viene anticipata forte Pintus che viene comunque cercata dalla sua numero 28 Madau. Si prova ancora a trovare dal capitano, legge ancora bene la difesa delle Lions che prova a correre il campo in contropiede con la numero 14 Canova che viene fermata in maniera irregolare da Satta. Arriva il fischio dell'arbitro, semplice 9 metri, il cui punto di battuta viene rettificato da uno dei due arbitri. Si può finalmente riprendere a giocare al Pala Sant'Oru con Lions in attacco sotto di un gol e con la possibilità di impattare nuovamente. Qua scambiano i due terzini da sinistra a destra, la conclusione di Canova viene murata dalla difesa della Sardegna che era battuta amministrato il fischio contro l'attacco delle Lions. Ha provato a correre il campo, Sata ha trovato pronta H a dire di no alla sua conclusione, mantenendo così nell'ordine di una sola lunghezza il divario fra le due squadre. Attaccano le Lions con Pastor che va da Scanu. Qua Pastor va a forzare una conclusione che leva un fischio. La numero 77 non si lasciano impietosire i direttori di gara, prova a correre il campo la Sardegna con questa bella finta di Zorda che va a crearsi lo spazio per il tiro, poi salvo poi non trovare lo specchio dalla porta difesa da H, contro palla persa delle Lions. Altro attacco per la Sardegna con Pintus, va da Madau. Altra conclusione forzata, non la prima e non l'ultima di questo primo tempo. H dice di no e può far ripartire l'azione delle sue compagne. I Lions che ora provano nei termini in quanto concesso dal regolamento a rifiatare un attimo. Attacco di Scanu, viene abbrancata in maniera irregolare da Marras, fischio arbitrale, 9 metri già battuto. Attaccano le Lions con Cristina Piras. Sara Scanu guadagna la fascia centrale del Palmas, gira bene la palla nell'attacco delle Lions, poi conclusione di Piras che coglie il palo. Pintus per Madau, Zorda, Satta, Zorda, Madau preferisce tornare dal suo centrale per questo scambio prolungato. Arriva l'incrocio tra la 29 e la 28, si cerca di liberare il tiro di Satta che ha trovato il varco. Per la conclusione, tiro ribattuto ancora da una attenta in linea H.
Pintus, finta il tiro, si va al centro da Zorda che scambia con Madau. Gioco fermo. Derby prosegue equilibrato per fortuna di noi che ve lo stiamo raccontando, per fortuna nostra che ve lo stiamo raccontando, per fortuna di tutti gli appassionati che stanno assistendo a una partita valida sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'agonismo e della fisicità, mentre è arrivato un gol di Domenica Sata a cui risponde puntualmente il Giallo de Palmas. Un gol per parte nel giro di nell'arco di una ventina di secondi al Pala Santoro. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di primo tempo. Sardegna 8, Lions 7 in questo che è il derby sassarese del girone A del campionato di Serie A2 di pallamano femminile. Riceve Pintus, si va da Madau, la ricezione in posizione di centrale per Satta che ha leggermente modificato il suo raggio d'azione. Attacca Pintus, scarica per la numero 28, la finta viene giudicato irregolare, giocata della numero 28 che salta e riatterra senza mettere palla per terra. Così le Lions hanno una nuova chance, qua legge bene la conclusione di un'avversaria più, qua Sata finta di andare da una parte, va dall'altra, lascia via una grandissima palla per una compagna, nella fattispecie Paola De Lussu, e trova il gol del 9-7, doppio vantaggio per la formazione di Barbara Tetti, allenatore della Sardegna. Pezzo di storia della pallamano non solo sarda ma anche nazionale. Nel frattempo arriva il gol di Pastor, nativa del 64, Barbara Tetti nel 1980 arrivano per lei le prime convocazioni in nazionale, maglia con cui disputa anche 2 mondiali, uno juniores e uno senior, poi tantissima carriera a Sassari, mentre c'è la conclusione dall'ala di Pintus che viene neutralizzata da H. Dicevamo della carriera di Barbara Tetti, giocata a Sassari, poi il primo grave infortunio al ginocchio destro nel lontano 1991, poi il ritorno a Sassari e la carriera che si è chiusa poi a Sant'Antioco, maglia con cui ha contribuito alla salvezza in Serie A2, poi fermata dall'infortunio all'altro ginocchio, stavolta il sinistro, che l'ha costretta a porre fine alla sua carriera da giocatrice. Buona anche quella in panchina, allena la Sardegna dal 2016 dopo aver allenato Sassari, aver portato la formazione turritana al doppio salto dalla Serie B alla B1, dopo questo excursus doveroso su uno dei pezzi di storia più importanti della pallamano. Torniamo a raccontarvi le gesta delle atlete sul parquet del Pala Santoro. Va a terra Domenica Satta, fa tempo, se possibile sale ulteriormente il livello di fisicità sul parquet. Qua Satta è ancora abbrancata in maniera irregolare. 2 minuti per la numero 11 in maglia Lions, Cristina Piras, dunque possibilità di attaccare in superiorità numerica in questo minuto e 48 secondi che separa le due squadre dalla sirena di fine primo tempo. Vediamo se la Sardegna riuscirà a far fruttare la superiorità numerica. C'è qualcosa da rettificare al tavolo del Pala Santoro. Si riprende a giocare sul parquet sassarese con Zorda, si muove in pivot Marras, non riceve, allora si va da Pintus che scambia con Madau, si va centralmente da Satta, la conclusione forzata è ben leggibile per l'estremo difensore avversario di Zorda. Prova ancora una volta a correre la
formazione di Cuccu. Non la prima ripartenza, prima tentativo di contropiede steccato dalle Lions, che comunque mantengono saldo questo punto del loro gioco. Qua grande palla di Sata schiacciata a terra in ala per il gol di Pierazzorda. 10-8 in favore della Sardegna. È iniziato in questo momento l'ultimo giro di orologio, con le Lions che attaccano per dimezzare lo svantaggio con Pastor. Riceve Krabolus, cambiano ancora la 77 e la 2 che nel frattempo si è spostata in ala. Allora Pastor, attacco per liberare in ala Giada De Palmas grazie al blocco di Ramona Sandu. De Palmas che ancora una volta non trova la via dello specchio della porta avversaria. Allora 30 secondi per l'attacco della Sardegna, con Marras fermata fallosamente da Ramona Sandu. Sarà forse questo l'ultimo attacco di un primo tempo andato via sul filo dell'equilibrio della grande fisicità, la sassata qua di Domenica Assata, dice di no H. Allora c'è l'ultima chance per le Lions con Pastor che chiama palla, prova a correre il campo, si libera della pressione di Marras, poi lascia lì un cioccolatino per Dettori che non trasforma. Allora forse un'ultimissima chance, esce Leniacca a negare l'ultimo tiro del primo tempo alle Lions. Suona la sirena, ma H aveva già detto di no alla conclusione di Paola De Lussu. Grande intensità e congratulazioni di De Lussu ad H a chiudere un bel primo tempo caratterizzato da non tantissimi gol ma tanto agonismo, tanta fisicità. 10-8 il punteggio della Sardegna sulle Lions. Noi ci prendiamo una piccola pausa, ci risentiamo fra un minutino circa in compagnia di un ospite. Vi avevamo promesso un ospite, siamo tornati, siamo in compagnia della presidentessa della Sardegna Edmonda Nocera, a cui anzitutto volevamo chiedere, dandole il benvenuto sugli schermi di Directa Sport, un'opinione anzitutto su questo primo tempo. Beh, un primo tempo effettivamente giocato molto bene da ambedue le parti e naturalmente noi siamo in vantaggio perché l'abbiamo ampiamente meritato. Secondo me soprattutto per prontezza di riflessi. E mi auguro che il secondo tempo vada altrettanto bene e che riusciamo a vincere anche stasera. Presidente della Sardegna, anche impegnata nel sociale, per lei un ruolo da vicepresidente nell'Auser, associazione di volontariato. Approfittiamo di questo intervallo per raccontare un po' quelli che sono gli scopi di questa associazione. Sì, l'Auser che è la maggiore associazione di volontariato perché conta più di 500 iscritti, l'Auser di Sassari di Via Tintoretto. E lo scopo principale dell'Auser è l'invecchiamento, favorire l'invecchiamento attivo. Mi sembra di essere una discreta prova di come va. Noi ci occupiamo peraltro di moltissimo in campo sociale, soprattutto nell'aiuto delle persone che hanno necessità di compagnia telefonica, di compagnia domiciliare. Abbiamo due poni della solidarietà, cioè i poni della solidarietà sono quei mezzi
che servono per accompagnare gli anziani nel loro quotidiano, dalle visite mediche al ritiro della pensione, a tutte le cose che possono abbisognarli ogni giorno. Abbiamo inoltre una ricchissima serie di corsi di formazione e laboratori che impegnano appunto molto la maggior parte degli iscritti. Quest'anno come obiettivo abbiamo quello ovviamente di aumentare il numero dei nostri iscritti, ma non solo degli iscritti, aumentare il numero dei volontari, cioè di noi che quotidianamente, ogni giorno, ci occupiamo delle varie attività dell'Auser. È un modo molto bello, devo dire, di impegnare il proprio tempo. Io lo faccio da un po' di anni, da quando sono andata in pensione, ho riorganizzato la mia giornata e molto volentieri ho iniziato con dare 2 ore del mio tempo, 3 ore del mio tempo a settimana, e poi la questione mi ha talmente entusiasmato e coinvolto che adesso ci sono tutte le settimane, mattina e qualche volta anche di pomeriggio. Si può dire con una battuta, dallo sport al sociale, dalle giovani alle meno giovani? Allora, le dico una cosa, noi come Auser stiamo puntando sulle persone che possono anche per la loro giovane età, non dico giovanissima, comunque per la loro età, che ci possano sostituire tra qualche anno, perché il tempo passa, per cui stiamo puntando moltissimo su persone giovani che possono essere interessate a questo volontariato, e comunque lo sport mi appassiona moltissimo. Per adesso riesco a coniugare tutte e 2 cose, ritengo abbastanza bene, ed è una grandissima soddisfazione. Noi ringraziamo Edmonda Nocera, presidente della Sardegna e vicepresidente della Auser di Sassari, per averci fatto compagnia nel corso di questo intervallo. Noi ci prendiamo l'ultima piccola pausa prima di tornare con il secondo tempo della sfida tra Sardegna e Lions. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Amici di Directa Sport, di nuovo live dal Pala Santoro per raccontarvi il secondo tempo del derby sassarese tra Sardegna e Lions, sfida valevole per il campionato di Serie A2 di pallamano femminile girone A. Altra tornata di campionato, mentre nel frattempo è iniziata la seconda frazione che prevede anche le sfide tra Ferrarin, Leno, Crenna e Cumpetere Valpellice. Riposa Nuoro per una classifica che va così a comporsi, vedendo in vetta Leno con 25 punti, 21 Crenna, 15 Nuoro, 10 Valpellice, 8 Sardegna, 7 Lions, 4 Ferrarin. Ricordiamo che la formazione allenata da Barbara Tetti ha una partita in meno, primo attacco per le Lions sotto di 2 gol, 10-8 il parziale con cui si è chiuso il primo tempo. C'è il primo scontro della ripresa tra Pastor e Marras, con l'irregolarità commessa da quest'ultimo. Qua mette palla per terra, o perlomeno ci prova De Palmas dall'ala sinistra, poi dall'ala destra, scusate, poi la conclusione vincente a trovare un angolo molto difficile. Lions che
dimezzano il vantaggio con il gol di Cinzia Canova. La Sardegna con la prima chance offensiva del secondo tempo, prova ad attaccare Satta che trova un'altra conclusione spettacolare sul secondo palo. Le Lions danno tanto spazio per prendere rincorsa, cosa tutt'altro che consigliabile. Di nuovo due lunghezze di vantaggio per le Lions, che qua pasticciano un po' in attacco, riescono comunque a trovare l'incursione tra ala e terzino avversari di De Palmas. Irregolarità sulla numero 9, andrà nuova chance offensiva dai 9 metri per le Lions, che provano a ritagliarsi spazio con Pastor che può cercare trovare il fallo di De Lusso. Lo schema dai 9 metri per favorire la conclusione di Ndiaye, c'è un tocco del muro difensivo delle ragazze in completo quasi interamente verde, motivo per cui si riparte dall'angolo con la nuova chance offensiva per le Lions del oggi assente Francesco Cuccu. Lions autogestita, come già raccontato nel corso della prima frazione. Qua riesce a creare vantaggio l'attacco delle Lions, arriva il gol di Ramona Sandu. 11-10, primo tempo tanto equilibrato quanto fisico, punteggio non altissimo ma equilibrio e fisicità a fare da padroni nel corso della prima frazione. Qua Pintus attacca salvo poi scaricare per Madau, si torna dalla 28, la conclusione del capitano della Sardegna viene neutralizzata da Ilenia H. Almeno un paio di interventi prodigiosi da parte di entrambi gli estremi difensori delle due squadre, Ilenia H per le Lions e Maria Laura Piu per quel che concerne la formazione di Barbara Tetti. Zucchi Pastor prova a mettere palla nelle mani di Cinzia Canova, ricezione difettosa dalla 14, può correre il contropiede della Sardegna, pasticcia in palleggio Marta Marras. Fallo sulla numero 20, avrebbe forse potuto sfruttare in maniera più proficua la superiorità numerica in fase di contropiede. Qua c'è un gentile omaggio della Sardegna per le Lions, immediatamente ricambiato da Pastor che forza l'apertura per Sandu, non trovandola, trovando solo gli ultimi centimetri di campo, e la rimessa per la Sardegna che può attaccare avanti di un gol. La ricezione di De Lusso che mette palla per terra, si libera dell'avversario e scaglia un gran destro sotto l'incrocio dei pali. Il gol di Paola De Lusso. Tanti incroci nella carriera della classe 85. Ritrova l'ex compagna ai tempi della sinergia Pastor de Palmas dei Tori e Pilas, oggi avversarie. Una ragazza classe 85 cresciuta sotto le amorevoli cure di Roberto De Diana in quel di Nuoro, arriva a Sassari nel 2010 e vince la Coppa Italia con la gloriosa Città dei Candelieri, e poi passa alla Sassari 76. Abbiamo già raccontato nel corso del primo tempo di quanto la Sardegna sia nata nel 2013 dalla fusione con appunto la Sassari 76. Il tiro dai 7 metri, la conclusione vincente di Zucchi Pastor dai 7 metri, sempre e solo un gol di differenza fra le due squadre. Prova a correre il campo qua la Sardegna, Pastor che si arrampica sul braccio di Satta. 2 minuti per la numero 77 in maglia Lions. 25 minuti 3 secondi, gioco fermo al Pala Santoro, e Sardegna con la possibilità di attaccare con la superiorità numerica. De Lusso per Madau, si va in ala da Pintus, vediamo come difenderà questa situazione la formazione in maglia celeste. Satta che prova a sfondare, trova il fallo di Canova.
Si riparte dai 9 metri con Delusso e Satta che scambiano, si va da Madau, finta di andare da Pintus, poi Delusso, ancora Satta, cerca spazio per il tiro. Tanta pressione che finora non ha impedito a Satta di fare molto male con le sue conclusioni, e prova a sfondare centralmente. La stessa Delusso si procura un altro 9 metri che è già stato battuto dalla formazione in maglia verde. La conclusione di Madau viene potente ma non con tanto angolo, viene ben neutralizzata da H. Ndiaye dall'altra parte per l'attacco delle Lions con Canova. La ricezione di De Palmas, si va da Fatou Ndiaye, allora ancora De Palmas, guarda un'occhiata in ala, non ci può andare, allora scambia con Ndiaye, poi il giro sul perno, 9 metri per la formazione oggi in trasferta con Ndiaye. Scambio ancora tra 9 e 4, De Palmas cerca un varco, schiaccia a terra questo pallone, si guadagna il tiro dai 7 metri. Dunque, nonostante l'inferiorità numerica, le Lions hanno l'opportunità di riportare 2 gol di margine tra loro e le avversarie odierne. Ricordiamo che questa sfida è letteralmente valevole per la supremazia cittadina, sono 8 infatti i punti della Sardegna, 7 quelli delle Lions, con la formazione di Tetti che ha anche una partita in meno. Qua il tiro dai 7 metri viene neutralizzato da Piu, c'è l'invasione di Delusso che ha preso palla pestando però la linea dei 6 metri, motivo per cui le Lions hanno un'altra chance offensiva. Ragiona da centrale Canova che scambia ripetutamente con De Palmas e Ndiaye, presa difettosa della numero 4 in maglia Lions. Arriva il time out di Barbara Tetti, piccola pausa. (12-11) per la Sardegna nel derby sassarese contro le Lions, a 23 minuti e 5 secondi dal termine della sfida. Squadre che rientrano ora sul parquet, quantomeno le Lions hanno già fatto rientro sul parquet del Pala Santoro, ultimano la medesima operazione le ragazze di Barbara Tetti, che ci ha voluto vedere chiaro dopo aver subito gol in superiorità numerica. Si riparte con il fischio di Sara Rizzu, che ricordiamo dirige l'incontro in collaborazione con la signora Pina Mulas. Dunque Delusso fa riprendere il gioco, tocca il pallone dopo che hanno fatto la stessa cosa Marras e Pintus. Eccolo il taglio in posizione centrale di Pintus che trova il palo, la schiena di Ilenia H, è il primo gol della sua partita, che prova a correre. De Palmas pasticcia un po', ritrova la presa del pallone, trova anche il fondo della rete, ha pasticciato un po' nel controllo di questo pallone, con un po' di fortuna, così come aveva fatto gol Pintus qualche secondo fa. È arrivato il gol di De Palmas, un gol per parte, sempre una marcatura di distanza fra le due squadre. 13-12, 22 minuti, 10 secondi al termine di questo derby. Si va in ala da Pintus, cambio di lato, si va dal terzino sinistro Delusso, si torna in ala, l'attacco pasticcia in controllo Zorda, che si vede anche somministrato 2 minuti dagli arbitri. Che sono ora le Lions ad avere l'opportunità di riacciuffare il pari in superiorità numerica.
Pastor per Canova, ancora Pastor, mette palla per terra Crabul, lo scarico per la sua numero 14 che schiaccia a terra il pallone che passa tra le gambe di Piu e termina la propria corsa gonfiando la rete difesa dall'estremo difensore della Sardegna. Ennesima parità, stavolta a quota 13. Madau, esce forte la difesa Lions su Pintus, allora si cambia lato, si va da Sata che sfrutta il blocco di un'avversaria, di una compagna scusate, poi viene fermata fallosamente da Pastor che va letteralmente a telecomandare Sandu nella sua posizione difensiva. Stata fermata ancora una volta dalla difesa Lions, altro 9 metri per la formazione in verde con Sata, intervento duro qui di Crabolu che accompagna per le terre la numero 78, meritandosi l'espulsione temporanea di 2 minuti. Accompagnata per terra Sata, non con troppa cortesia, da Marcella Crabolu, classe 2000, cresciuta nelle giovanili della Verde Azzurro. Attacca ancora la Sardegna, 5 contro 5, in teoria più spazi per gli attacchi, così è, si va centralmente da Paola De Lussu che trova il gol. Parità numerica, ma chiaramente più spazio da coprire sulla linea dei 6 metri dalle difese. Sardegna che difende, Lions che attaccano con De Palmas, prova ad aumentare l'intensità del giro palla Pastor. Fermata fallosamente da Madau, ora Pastor cerca spazio per la rincorsa al muro di Sata, inscavalcabile da Pastor, corre bene il campo nonostante i tanti centimetri Domenica Sata, la sua conclusione viene neutralizzata da H, si scalda anche il pubblico al Palasantoro. Stiamo per entrare nella fase caldissima di questo derby tra Sardegna e Lions, che vede in vantaggio le prime sulle seconde con il punteggio di 14-13. Sata per De Lusso, si va da Madau, dall'altra ala si torna sul lato destro dell'attacco della Sardegna con Sata che si lamenta per l'ennesimo contatto falloso portatole da un'avversaria. Tanto entra per la Sardegna Fabiana Idili, altro contatto tra Sata e Pastor, altro fischio arbitrale, altro 9 metri. De Lusso attacca la Sardegna, finta di andare in ala, poi attacca per via centrale Giulia Madau. Mentre si ristabilisce la parità numerica a quota 7, portiere e 6 giocatrici di movimento per parte dopo le espulsioni temporanee combinate alle varie componenti dalle direttrici di gara. Qua Sata finta di andare da De Lusso, viene fermata da Sandu, Sata schiaccia a terra, H è reattiva nel coprire il secondo palo, una conclusione insidiosa che aveva battuto per terra a pochi centimetri dalla figura dell'estremo difensore delle Lions. Qua Canova spintonata da De Lusso, cade male qua la 14 delle Lions, gioco pelo fermo. Pastor andava a riprendere le ostilità, non curante delle condizioni fisiche e di equilibrio nullo della propria compagna. Pastor per Crabolu, scambio ancora tra terzino e centrale, arriva l'incrocio fra 2,77, riceve ancora la numero 14, Pastor va in ala da Ramona Sandu che batte Maria Laura Piu per la parità a quota 14. 17:13 al termine al Palasantoru. Andiamo rapidamente a ricordarvi che nei 2 precedenti stagionali le Lions
alla terza tornata avevano battuto nettamente la Sardegna con il punteggio di 33-18. Al ritorno la vittoria fu delle ragazze di Barbara Tetti, 21-20, finale thrilling con un rigore sbagliato da Pastor a 30 secondi dalla fine. Una sorta anche di bella interna per la supremazia cittadina. Passata ancora bloccata dalla difesa dell'OG7 Cuccu, non sostituito di fatto in panchina. De Lusso attacca Madau, il fischio va contro Laura Dettori, va a beccarsi il 2 minuti, 7 metri per la Sardegna, che ora gioca con un giocatore in più e ha l'opportunità di avere anche un gol in più sul tabellone del Palasantoru. Esecuzione di Marras, indovina l'angolo H e dice di no, poi si agganciano qua. Marras è una diretta avversaria, trattasi di Krabulus, non abbiamo visto male. Attaccano le Lions. Pastor, palla per terra, viene fermata da Madau, ha ripreso il gioco, attacco di Canova, si passa per Krabulu che va da Pastor, va un fischio contro l'attacco della squadra oggi in trasferta. Satta ora si sposta in posizione di centrale, vediamo come si svilupperà l'attacco di Tetti. Madau, Satta difende forte sull'ala sinistra, mette palla per terra Giulia Madau e poi schiaccia sul parquet il pallone che termina la sua corsa in rete dopo essere passato tra le gambe di Ilenia H. Nuovo vantaggio per la formazione in verde, 15-14. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara, nell'ultimo quarto di derby. Krabolu va da Sandus, cambiano la 2 alla 13, sarebbe spazio per andare in ala da De Palmas, se ne avvede tardi Canova, ma comunque riesce a ricavare un 9 metri. Krabolu per Pastor, cerca una compagna, non la trova, poi Satta esce aggressiva su Pastor, va a terra la 41enne, esperta giocatrice delle Lions. Va Krabolu, anticipa forte, o tenta di farlo Madau, lo fa in maniera irregolare, rendendosi meritevole a giudizio dei direttori di gara di un 2 minuti somministratole dalla signora Mulas. Ricordiamo, dirige l'incontro con Rizzu. 9 metri per le Lions. Nuova parità numerica in situazioni di fatto di inferiorità, con nuovi spazi per gli attacchi, con Satta che scambia con Marras, De Lussu, Pintus, De Lussu, Satta, De Lussu torna ad occupare la posizione di centrale, Satta quella di terzino destro. L'anticipo forte della difesa Lions favorisce l'apertura della difesa per Pintus, che va a concludere sulla figura di H, conclusione troppo centrale in questo caso del numero 99 in maglia verde. Qua tanto Pastor si scontra con Satta, rimane a terra dolorante al naso dopo uno scontro. Si beccano un po' Satta e Pastor, scusate, con la prima che accusa la seconda deve accentuare in maniera eccessiva i contatti, il contatto da lei portato qualche secondo fa. I due vengono tenute a debita distanza. Vedremo al prossimo scontro se ci sarà qualche briciolo di astio rimasto dopo questo duello molto fisico. Tanto qua si va in ala da Sandu, chiude stavolta il primo palo, chiude la porta Maria Elena Piu e fa sì che le sue rimangano in vantaggio di un gol.
Ora Satta pasticcia un po' in palleggio, troppo tardi quando va per scaricare da Pintus, tanto pasticciano in fase di ripartenza le Lions, così possiamo dire, favorendo la conclusione di Satta, che trova il gol del 16-14. Arriva il fischio dell'arbitro, 2 minuti per Crabolu, questa è la certezza. Andiamo a interpretare quella che è stata la segnalazione dell'arbitro, se avrà concesso il gol oppure il tiro dai 7 metri. Sembra la prima, la soluzione migliore, mentre arriva il minuto di sospensione al Pala Santoro. Il tabellone dice 16-14, rimaniamo con ciò che appunto ci segnala il tabellone. Intanto approfittiamo della pausa sul parquet del Pala Santoro per ricordarvi quelli che sono stati e che saranno gli appuntamenti con il weekend di Directa Sport, fine settimana che si è aperto con la sfida del calcio a 5 maschile tra Città di Sesto e Atlante Grosseto, e la sfida valevole per il campionato di basket di A2 femminile tra Cuscagliere e Sesto San Giovanni. Entrambe queste partite vi verranno proposte in differita nel pomeriggio dal Pala Santoro. Il doppio appuntamento, quello delle 18, con la sfida tra Verde Azzurro e Selargius, è quello che vi stiamo raccontando con il derby sassarese tra Sardegna e Lions. La giornata di domani prevede 2 dirette, quella pubblica, se così possiamo dire, Facebook, della sfida tra Ferrini e Torres, valevole per il campionato di eccellenza di calcio maschile, mentre in esclusiva la sfida per il calcio di promozione tra San Marco e Semini e Barissardo. In serata la differita di un'altra sfida del campionato di eccellenza maschile, quella tra Castiadas e Monastir. Vedremo se la formazione di Sebastiano Pina conserverà l'imbattibilità di questo campionato di eccellenza che sta letteralmente dominando. In serata anche gli highlights per quello che riguarda la Serie D di calcio maschile della sfida tra San Teodoro e Latina, con la formazione gallurese alla caccia di punti che la allontanino dalla retrocessione diretta e l'avvicinino ai play-out per la permanenza nel massimo campionato dilettantistico di calcio maschile. Tanto è ripreso il gioco sul parquet del Pala Santoro, si incunea De Palmas dall'ala destra, conclusione ancora una volta troppo larga. Non è il primo errore di misura della numero 9 in maglia Lions. 2 gol di vantaggio per la Sardegna a 12 minuti dal termine della sfida, con De Lusso che va da Madau, Pintus ancora Madau, De Lusso si va da Satta, non si va dall'altra ala, allora completa il giro palla, Pintus cerca di crearsi vantaggio. Arriva un fischio dei direttori di gara per forse un minuto di sospensione chiamato da Barbara Tetti. Ha fatto il suo ingresso in campo, siamo un po' spiazzati anche noi, l'ufficiale di campo. Nessuna chiamata di time out, è solo di fatto partita senza che se ne sentisse la necessità. La sirena del Pala Santoro in comprensione, in fase di risoluzione sul parquet del palazzetto sassarese. Si dovrebbe riprendere dai 9 metri in favore della formazione oggi in casa, che attacca da sinistra a destra rispetto al nostro punto di osservazione, al contrario del Fanore Lions. Noi ci prendiamo una piccola pausa, tra poco dal Pala Santoro. Siamo tornati in diretta dal Pala Santoro per raccontarvi questi ultimi 12 minuti scarsi che separano Sardegna e Lions dalla sirena finale che decreterà la fine del derby sassarese del girone A del campionato di Serie A2
di pallamano femminile. C'è una conclusione dall'ala sinistra di Fabiana Idili che viene ben neutralizzata da Ilenia H. Allora le Lions attaccano con il proposito di dimezzare lo svantaggio. Ora nell'ordine delle due lunghezze la conclusione di Canova, termina di poco al lato sibilando alla sinistra del palo della porta difesa da Maria Elena Pio. Allora nuova chance offensiva per la Sardegna, doppio pivot ora con De Lussu a occupare la posizione sui 6 metri. Sata non trova un varco per sentirla, per servirla, tanto si allacciano Sandu e Madau senza fare troppo caso alla posizione del pallone. Nessuna delle due è andata alla caccia della sfera. Un ballato a ostacolarsi l'un l'altro, il fischio ha premiato la formazione di Tetti che può di nuovo attaccare mentre si ristabilisce la parità numerica con il rientro di Cristina Piras. De Lussu, Madau, Maras si fa vedere ma non riceve. Allora De Lussu, raddoppiata Sata, apre il varco per De Lussu, bloccata irregolarmente da Pastor e va a beccarsi un'altra espulsione temporanea e dunque chance dai 7 metri per la formazione di Casa che, andando a memoria, ha l'opportunità di raggiungere il massimo vantaggio sul +3. Opportunità con Domenica Sata che sbaglia, poi è più pronta sulla ribattuta Marta Marras. Arriva comunque il +3, un po' più laborioso, ma sempre il +3 per la Sardegna. Dicevamo probabilmente massimo vantaggio per le Lions. Qua De Palmas taglia dietro la schiena della diretta avversaria, non viene servita, poi la conclusione è forzata da Piras ma disturbata in maniera irregolare da Madau. Si riprende con un 9 metri, mentre Rizzu ha visto qualcosa che non le è piaciuto. Si può giocare con l'attacco di Piras. De Palmas in posizione di terzino, cerca lo scarico in ala, palla persa dalla Sardegna. Irregolarità di una giocatrice in maglia Lions atta a non favorire il contropiede della Sardegna. Qua De Lussu viene fermata in maniera fallosa, 9 metri amministrato da Marras che va da Satta. De Lussu, Madau cerca la conclusione, H è pronta a dire di no la diretta avversaria. Ora prova ad andare via in palleggio Canova, si va in ala per Sandu che pasticcia in ricezione, una palla un pelo troppo alta per la giocatrice con la maglia numero 13, rumena, classe 94, ex verde azzurro. Ora Sata in posizione di ala, mette palla per terra, scaglia un missile dalle parti di H. Conclusione che non fa male, comunque nuova chance per le Lions, hanno l'opportunità di ricucire lo strappo. Pastor, Canova, Piras incrocia la sua posizione con Sandu, serie di incroci che atto a liberare Pastor che termina a terra nel contatto con Madau, che le offriva una mano per rialzarsi, la rifiuta Pastor. Marras non ne fa, Madau scusate, non ne fa un dramma, si gioca. Piras finta, poi va da Sandu, palla in ala per De Palmas che coglie la traversa. Sandu difetta ancora nella presa, negando alle sue compagne la nuova opportunità di portarsi sul -2. Ora Sata mette palla per terra, batte Pastor e batte anche H. 18-14, provano a scappare per davvero le ragazze di Barbara Tetti. Vediamo se le Lions avranno l'opportunità, la forza di tenere in equilibrio questa partita fino alla fine, oppure questo che è il massimo vantaggio per la formazione in verde sarà quello che consentirà
alla formazione oggi in casa di trovare la vittoria che le porterebbe a quota 10 in classifica. Due squadre che Sardegna che è reduce dalla sconfitta contro Nuoro e dal riposo nell'ultima giornata, mentre le Lions hanno battuto Nuoro nel derby che vi abbiamo proposto nell'ultima giornata, esattamente una settimana fa. Attaccano in vantaggio di 4 reti i ragazzi della Sardegna. Qua brutta palla persa da Madau che può favorire il contropiede delle Lions, con Pastor che riceve, salta su 2 piedi e batte Piu per il -3. Palla persa da una parte, contropiede dall'altro. Ferma il gioco Barbara Tetti. Andiamo a raccontarvi quanto queste siano due squadre che di fatto non segnano tantissimo. Per la Sardegna ci sono 235 gol segnati nelle partite finora disputate, la media di 19,5. Segnano un po' di più le Lions, che ne mettono a referto 22 per gara. Difese che più o meno si equivalgono, 24, quasi 25 le reti subite dalla Sardegna, di poco abbondanti, 25-3 quelle delle Lions di Barbara Tetti. Dunque Sardegna in media per andare oltre quella che è l'abitudine, sforando di quota 20 come probabilmente avverrà nel corso di questa sfida, e che è avvenuto in 6 circostanze nelle 12 partite finora disputate. Dunque nella metà delle gare Sardegna oltre 20, metà sotto. Ora Satta rischia di sfondare, rimane a terra un avversario, non arriva il fischio arbitrale che avrebbe gradito Cinzia Canova, arriva invece quello contro la sua difesa, con la Sardegna che ha ancora l'opportunità di attaccare per arrotondare ulteriormente il vantaggio. Qua Madau ignora Pintus in ala, va a tirare contro il raddoppio avversario. Ora Ndiaye che è rientrata sul terreno di gioco, Pastor per Canova, ancora Ndiaye, Pastor taglia in posizione di doppio pivot De Palmas, c'è il contatto falloso portato da Zorda, si riparte dai 9 metri con De Palmas. Pastor per Ndiaye, 5-1 la difesa della Sardegna con De Russo, pronta a tagliare fuori dal gioco Pastor, si va da Ndiaye, raddoppiata, non c'è, scarico in ala, va a forzare Ndiaye, palla persa dall'attacco della formazione in maglia celeste. Si allacciano De Lussu e Canova, altro duello fisico della partita. Qua Sata va di nuovo per le terre, rimane a terra, contatto falloso portatole da Canova, si vede somministrato il 2 minuti dal direttore di gara. Sata ha preso una marea di botte, si riparte dai 9 metri, 4 minuti e 30 secondi con Satta che va da Zorda, scambiano ancora la numero 70 e la numero 26. Satta cerca spazio per il tiro, non lo trova, gira la palla nell'attacco della Sardegna, forza la conclusione Madau, non trovando lo specchio della porta difesa da H. 4 minuti 12 secondi, il derby entra nella fase caldissima e lo fa con la Sardegna avanti di 3 reti sulle Lions. Qua De Palmas mette palla per terra, lo scarico in pivot per la conclusione vincente di Laura Vettori. Lions che trovano di nuovo la via del gol in inferiorità numerica. Solo 2 ora le lunghezze che separano le due squadre. Sardegna che si era anche ritrovata sul +4, questo è il massimo vantaggio della sfida. Pintus da De Lussu,
va da Zorda, poi De Lusso, ancora da Satta. Zorda si apre bene il campo nell'attacco della Sardegna. Pintus va a cercare il gol del +3, le dice di no. Allora Pastor mette palla per terra, subisce un colpo da Marras, si gioca. Pastor prova a sfondare contro Satta, lo fa letteralmente. Comunque possesso Sardegna, che ora può correre il campo con Pastor che è rimasta un giro indietro. Satta dai 10 metri, dice di no H. C'era tanto spazio qua nell'attacco delle Lions. Qua Satta ha provato la soluzione definitiva, una soluzione che forse avrebbe dato anche una botta psicologica non indifferente alla formazione oggi in trasferta. Ndiaye mette palla per terra, si libera della diretta avversaria, poi c'è il contatto falloso portatole da Domenica Satta. Dunque chance del -1 per le Lions dai 7 metri con Pastor. Aspetta il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Pastor contro Piu, va Pastor, -1, 18-17. Si va, si direbbe nel basket, punto a punto. Finale palpitante al Palasantoru. Pintus, Zorda, De Lusso, Satta, De Lusso, Zorda, si finta di andare da Pintus, si torna dalla centrale. Satta para per la sua numero 3, attacca Zorda, non si capisce con Pintus, recuperano palla le Lions che ora hanno la palla per riportarsi in parità. Ristabilita anche la parità numerica. Pastor, Canova, Pastor, Ndiaye, 90 secondi. Canova, De Palmas, mette palla per terra, si va da Ndiaye che non trova lo scarico in ala, cioè il fallo commesso da Pintus, 9 metri per le Lions che mantengono la possibilità con questo attacco di raggiungere il pari a quota 18. Ndiaye si fa vedere per ricevere Pastor, si va invece da Canova. De Palmas può mettere palla per terra, evita con la finta il disturbo di Zorda, poi la sua conclusione va a cozzare contro un'ottima Piu. 53 secondi, Ndiaye lo scarico in ala per Sandu che trova il gol del pari. 18 pari tra Sardegna e Lions, 40 secondi con Pintus che pasticcia con Zorda. Allora possono correre le Lions alla caccia del bottino pieno con De Palmas che fa esplodere lo spicchio di tribuna delle Lions a 30 secondi dalla fine. Arachiri della Sardegna che è avanti di 4 e ora si ritrova sotto di 1 con la possibilità presumibilmente di raggiungere solo il pari in questi 15 secondi che mancano alla sirena finale. 9 metri, 10 secondi, arriva il fischio dell'arbitro, 2 minuti per Pastor e dunque ultima chance per la Sardegna di pareggiare i conti in superiorità numerica. Si andrà presumibilmente con il tentativo di Satta, espulsa tanto Pastor per la terza espulsione temporanea somministratale. Si accomoda in tribuna la numero 77, si va da Satta che mette palla per terra, pasticcia, 5 secondi alla fine, 4, arriva un altro contatto falloso portato da Canova, ultima chance De Lusso, dice di no H, è finita il Palasantoru, hanno vinto le Lions 19-18 in un finale thrilling in cui la Sardegna si è letteralmente sparata su un piede sciupando un vantaggio di 4 reti. Ricordiamo il parziale finale al Palasantoru, il derby lo vincono le Lions 19-18 sulla Sardegna. Noi vi lasciamo per qualche secondo con l'audio del Palasantoru e le due squadre che si salutano nel cerchio di centrocampo, poi ci prendiamo una piccola pausa e poi andremo direttamente sul parquet alla caccia di qualcuno dei protagonisti della gara.
Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. Amici di Directa Sport, ancora in diretta dal parquet del Pala Santoro. È appena finito il derby tra Sardegna e Lions, con le seconde a battere le prime con il punteggio di 19-18. Siamo in compagnia allenatore della Sardegna, Barbara Tetti, a cui volevo chiedere una battuta sul finale. Sembrava fatta, massimo vantaggio sul +4, poi cosa è successo? Sì, abbiamo perso dei palloni stupidi, poca lucidità delle ragazze negli ultimi, ma ancora a 2 minuti dalla fine ce l'avevamo, ma ci hanno recuperato 2 gol per degli errori veramente stupidi, ma i derby sono così, sono delle partite un po' strane. Le giochi fino all'ultimo minuto, intanto con loro è sempre stato così tranne la prima. Le giochi fino all'ultimo minuto e chi ha più testa e rimane con la testa in campo gioca e vince. La differenza l'ha fatta quindi solo la concentrazione, secondo lei? Sì, alla fine, abbiamo buttato via 2 o 3 palloni, anche noi è vero abbiamo recuperato qualche palla difficile, però sei su di 3 gol a 3 minuti dalla fine la devi gestire e non siamo state capaci, questa è la realtà. Le chiedo cosa è la lascio. Cosa si aspetta da questo rush finale di campionato? Diciamo che è un campionato molto anomalo perché non ci sono retrocessioni, per cui sono delle partite. Io mi aspetto che la squadra cresca, questo mi aspetto. Poi certo non posso prendere un derby per vedere la crescita di una squadra, nel senso che sono partite strane, non sempre vince il più forte, non sto dicendo che loro non siano state più forti, sono comunque delle partite dove la testa, la grinta, la voglia di vincere fa la differenza. Mi aspetto che una crescita delle ragazze, adesso ci aspetta la partita con Nuoro, che non sarà semplice, ma anche lì sono sempre piccoli passi in un lavoro proiettato nel futuro, questo si può fare. No, non mi aspetto niente perché non abbiamo certo ambizioni di salire, perlomeno quest'anno, e soprattutto perché la differenza fra noi e le altre squadre, le 2 squadre che sono in vetta, è notevole. Insomma, nelle partite che abbiamo fatto abbiamo fatto dei momenti di buon gioco, però non siamo mai state costanti e loro sono 2 squadre costruite per salire in A1, per cui non andremo ai playoff quest'anno sicuramente, perché nelle 2 concentramenti noi speriamo di fare quei punti che sono alla nostra portata e di giocare quelle partite, certo, questo sì. Telegrafica, dal lato della sua esperienza, ci sono quei margini di miglioramento all'interno del gruppo? Ma sì, consideriamo che oggi mancano delle ragazze, certo non sono delle pedine fondamentali, ma in una squadra sono importanti tutte. Oggi mancano delle ragazze, veniamo da un periodo di influenze, vari problemi che ci ha segnato abbastanza e impedito di fare tutti gli allenamenti come dovevamo, e ci sono sicuramente dei margini di miglioramento, questo senza dubbio. Ringraziamo Barbara Tetti per la disponibilità, le auguriamo un bocca al lupo per il proseguo del campionato. Noi ci prendiamo un'altra piccolissima pausa, vediamo se riusciamo a recuperare qualche protagonista in maglia Lions, altrimenti ci sentiamo comunque tra qualche secondo per la chiusura finale dal Pala Santoro.
Ancora in diretta dal Palasantoru, come promesso abbiamo recuperato un protagonista in maglia Lions, la numero 77 Zucchi Pastor. E questa è la fotografia di un derby. Sì, è questa la fotografia di un derby, hai detto benissimo. Noi non abbiamo fatto una gara molto equilibrata. È difficile fare 2 gare di fila dello stesso livello. Abbiamo giocato senza il nostro allenatore, che era importantissimo, quindi a volte ci siamo persi un attimino, però grazie a Dio non abbiamo mollato, abbiamo lottato fino alla fine con questi 2 palloni del pareggio. Non mi ricordo neanche, forse il gol di Giada De Palmas e di Ramona Sandu, se non sbaglio, sul finale. Quindi abbiamo creduto, abbiamo lottato, e chiunque entrava in campo, nonostante gli errori, ci stanno. Loro hanno fatto, al mio parere, una partita un po' più ordinata, però abbiamo vinto noi. Sono contenta. Immagino sì, molto soddisfatta del finale della squadra, una partita che sembrava persa, sotto di 4, poi cosa è successo? Quanti secondo te meriti vostri e quanti demeriti delle vostre avversarie ci sono in questa rimonta clamorosa? Allora, non voglio togliere nulla alle nostre avversarie perché, ripeto, hanno fatto una partita ottima loro, però se noi siamo rientrate da -4 credo che un po' di merito ce l'abbiamo anche noi. Abbiamo avuto una Ileniacca in porta che ha messo la sua mano, il suo piede, il cuore, tutto, e quindi ha chiuso la porta, e non abbiamo mollato, nonostante abbiamo avuto tante espulsioni, perché non riuscivamo a tenere Domenica Sata, che è una giocatrice esperta con grosse qualità, e affiancata da Paola De Lussu, che hanno una bella sintonia e ci hanno un pochino penalizzato. Abbiamo cambiato difese, abbiamo cercato tante soluzioni e ci hanno punito, però i conti si fanno alla fine, magari anche la fortuna ha girato un po' per noi. Sono contenta che non abbiamo mai in questo campionato fatto 2 vittorie di fila, quindi sono felice. Ti stavo appunto per chiedere, 2 vittorie di fila sono l'immagine di una continuità che è arrivata, magari un po' tardi, però è arrivata. Meglio tardi che mai, probabilmente anche il percorso, no? Una squadra che si sta amalgamando da partita a partita. Non abbiamo mai avuto ad oggi la possibilità di giocare al completo. Una volta è mancata una volta altra, una volta sono mancata io per una squalifica, oggi manca l'allenatore. Però non bisogna parlare di chi manca alla fine, no? Di chi è in campo, chi scende in campo, e credo che abbiamo iniziato a trovare un po' di sintonia tra di noi, e non vedo l'ora che arrivi l'altra partita contro Valpellice, perché adesso abbiamo un po' di tempo per lavorare e vogliamo dare continuità a questo lavoro. Hai già risposto a quella che sarebbe stata l'ultima domanda, io ringrazio. Devo dire, è bellissimo il pubblico, già proprio nel momento difficile, quando hanno iniziato a dire non mollare mai, forse è stata un aiutino che è arrivato da fuori. Ringraziamo Zucchi Pastor per averci fatto compagnia in questo immediato post partita del derby tra Sardegna e Lions, conclusosi col punteggio di 18-19, seconda vittoria consecutiva per la formazione allenata dall'oggi assente Francesco Cuccu. Io ringrazio Andrea Faris per le preziosissime immagini che ci hanno raccontato le 2 partite trasmesse oggi dal Palasantoru. Un saluto da Mauro Garau e buon proseguimento con i programmi di directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre